devo girare di più, ma porca. Andiamo. Allora, facciamo così. Adesso ho alzato l'asse dietro, così riusciamo a girare prima. A volte vado meglio avere il camion qua, comunque mi dà più una linea, diciamo. Così giriamo, ok. Sai che dovrò fare un po' più di manovre perché mi sono messo male. Sicuramente non come questa mattina che ne ho fatta solo una. Non ho capito se mi hanno mandato a cagare. No, niente, devo girare di più. Ma porca puttana. Facciamo il giro un po' più largo. Voilà. Adesso ci siamo. Ah, ma questo qua va via. Per fortuna non ho messo dal telefono, se no me lo fracassava. Vabbè, ormai mi vado sulla 4, cioè. Penso che per loro sia un problema se mi sono messo qua. In caso mi chiameranno, ma non credo. Rimettiamo l'asse giù e basta. Ok, adesso iniziamo a mangiare perché è tardi. Ok ragazzi, allora è arrivato il momento di pranzare. Come primo mi mangerò un couscous delizioso, mentre per secondo mangeremo l'insalata con dei pomodorini e uno stracchino. Poi in teoria dovremo partire, siamo in ritardo, quindi devo mangiare velocemente perché non vorrei poi dovermi trovare a stomaco vuoto fin stasera. Meglio darsi una mossa. Senza il time lapse sto video potrebbe durare 4 ore. Beato colui che l'ha inventato. Comunque, buon appetito. Mi ero dimenticato di mettere, quando sentite che mi caricano e si muove tutto, ho aggiunto alla pancetta, forse l'avevo detto prima, ma anche grana. Per forza.
Bene, bene, bene. Adesso sistemo un po' il tutto qua, tra il contenitore, l'aseo, l'aceto, l'olio, tutto il resto, sistemo. Poi se ho un po' di tempo chiudo gli occhi 10 minuti, perché comunque registrare anche sta giornata qua per YouTube non è semplice, ma lo faccio. Mi piace far video, quindi non è un problema, ma giusto magari anche un attimo riposarsi. Bene, andiamo avanti, che oggi ho capito che non c'è tempo da perdere, proprio zero, perché qua sempre tirati. Ok ragazzi, neanche farlo apposta, è tempo di finire di mangiare, già che mi hanno caricato. Allora, da una parte è una rottura di palle, però dall'altra è meglio perché almeno siamo in anticipo. Portiamo a livello il camion. Ok, bene, stacchiamoci. Una macchina che deve passare, passa, dai. Ciao, bello. Andiamo. Accendiamo il frigo. Adesso mettiamoci un attimo qua avanti. Andiamo a chiudere le porte, prendiamo le bolle e partiamo. Se si è sentito un rutto, scusatemi, se non si è sentito, beh, non ho fatto niente. Bello carico. Ah no, cazzo, devo andare a prendere le bolle. Vabbè. Non poteva mancare il caffettino. Le bolle le ho già messe al suo posto. Adesso partiamo. Andiamo. Allora, tanto sono appena partito ragazzi, sono qua ancora fermo praticamente. Vediamo il navigatore cosa mi dice. A chi interessa, io ho il TomTom Navigator. Se si è visto o non si è visto, boh, vediamo. Ok, ci fermiamo un attimo, impostiamo la destinazione. Eccolo qua, TomTom Navigator. Lui ti dice l'arrivo previsto in base al mezzo che hai. 15:29 l'arrivo, direi più che ottimo. Al momento non mi dà traffico. Aspetta, perché mi è uscito? Dai, boh, a posto. 15:29, perfetto. Sai che frenano questi qua?
La gente dovrebbe essere un po' più sgaia nei movimenti. Sgaia in italiano sarebbe agile. Cioè ok, andare piano, star attenti, però insomma, che se modo è modo. Comunque se vi interessa un video puro, cioè col POV così puro, che magari parto da Venezia e arrivo fino a Verona, quello che è, fatemi sapere nei commenti, scrivete, cos'è che scrivete? Scrivete POV e vediamo quanti interessa, perché non sarebbe male, farei vedere proprio, non dico la mia giornata camionista, quello no, però la tratta con solo la visuale POV. In teoria ne fanno già, ho visto, però perché non farla? A me piacerebbe tantissimo farvela vedere, in qualche modo. Cioè proprio una tratta pura, tipo da, non so, proprio sì, parto da Venezia, arrivo a Verona e vi faccio vedere tutta la strada, senza tagliare, senza niente. Metti che possa fare forse un taglio 2 perché devo cambiare batteria, che ne so. Ma ci sto pensando. No, qua non c'è nessuno, andiamo. Mettiamo la freccia, facciamo capire alle persone che noi andiamo la prima uscita. Le frecce giustamente le persone ormai le lasciano agli indiani, sto qua il taglia, va bene. Questo è niente. Ci entriamo in autostrada, qua Mestre, e entriamo sì in A4 direzione Verona. Il tempo non è neanche male in realtà. Giornata perfetta per registrare. Oggi veramente sono contento perché è andato tutto bene. A parte quel momento lì che ho perso la chiave quando ho fatto gasolio. Per il resto tutto bene, dai. Al momento, oggi c'è la chiusura, ripeto, delle Olimpiadi, sì, c'è la celebrazione della chiusura delle Olimpiadi. Io sto andando a Verona, la celebrazione è a Verona, quindi aiuto. Ora al momento il navigatore non mi dà problemi, mi dà un'ora e mezza di strada, tranquilla. Il problema sarà il ritorno, quello mi preoccupa. Allora, entriamo in autostrada. Cosa sei che inchioda? So, va a 2 all'ora oggi. Vi è capitato a voi che la sbarra si chiudesse così di colpo? Ma una volta ero in macchina, fa fortuna, ho rallentato di brutto, che anche i sentimenti mi sono usciti dal parabrezza. Ok, tutto libero, come vedete sono l'unico camionista che guida di domenica. Questo perché? Perché trasporto pesce, penso che l'avete capito, no? Quindi trasportando pesce io posso lavorare sempre, non ho un giorno dove non posso lavorare, perché trasporto merce deperibile. Infatti dietro il camion, se vedete la lettera D, sì, questa non è una D, la lettera D significa merce deperibile. Poi la A è un'altra cosa che c'entra le autorizzazioni, robe varie, però noi guardiamo la D è merce deperibile. Allora, a parte che sto qua magari la freccia, diamola agli indiani, che neanche loro la usano più. Ok, dopo questa parte finale io direi di partire con un bel time lapse, ragazzi, fino a Verona, ovviamente spezzettato perché non è che posso fare 4 ore adesso di strada, e ci vediamo poi direttamente là al primo scarico tra 3, 2, 1. Ok ragazzi, siamo arrivati a Verona Sud, abbiamo ancora da fare 12 km e arriviamo al primo scarico qui a Verona. Dopodiché dal primo scarico al secondo scarico veramente siamo a forse 1 chilometro di distanza, e dal secondo scarico al terzo scarico invece abbiamo più o meno circa una mezz'oretta di strada, perché ho da fare sì, circa una mezz'ora di strada, sì.
strada che ci sono le Olimpiadi, sarà disastro. No, stavo dicendo che sì, dal secondo al terzo scarico dovrei avere più o meno una mezz'ora di strada, ecco. Devo andare verso l'Azzise, e l'Azzise a quell'ora lì mi preoccupa un po'. Sono preoccupato oggi per il ritorno, non tanto per l'andata, ma per il ritorno. È meglio forse che intanto pensiamo a fare questi scarichi qua e dopo vedremo. Meglio. Comunque la vita da camionista è dura. Credetemi ragazzi che io ho fatto altri lavori prima di fare questo, ok? Sono da ormai 9 ore che sto lavorando e la stanchezza che ho io in corpo non è paragonabile a quella che avevo dopo 9 ore che stavo in piattaforma. Non ha niente a che vedere. Certo che sì, non ho ancora finito la giornata, probabilmente avrò ancora altre 3-4 ore di lavoro in generale, ma cioè solo chi ha fatto altri lavori può capire quanto siamo fortunati noi adesso a fare il camionista. Dopo deve essere un lavoro che ti piace, certo, perché fare questo tipo di lavoro richiede enormi sacrifici dal punto di vista familiare, perché comunque il tempo che stai via da casa quello è. Non fai le tue 8 ore, metti quell'ora e mezza di strada tra andata e ritorno per tornare a casa, andare a lavorare eccetera. Però insomma, io dico sempre, se si sta insieme con una persona bisogna sempre venirsi incontro e cercare di fare in modo che si possano trovare degli equilibri nelle notti da fare fuori, in quante ore comunque stai fuori durante la giornata, eccetera eccetera. Perché è inutile, sì, ok, la passione, quello che vuoi, ma se hai famiglia non puoi permetterti di stare via da casa 2 o 3 settimane, ma anche solo una settimana, cioè secondo me è folle, cioè dopo è normale che tanti camionisti si lasciano. Grazie. Il cazzo. Come dargli torto alle mogli. È normale, no? Infatti io faccio solo qualche notte durante la settimana. Non farei mai, mi piacerebbe fare notti fuori, andare in Norvegia, andare non so dove, ma ci sono priorità nella vita e basta. Comunque tornando a noi, mancano 7 minuti, siamo quasi arrivati. Tempo nuvoloso, un po' così. Adesso diamo i documenti. Ciao. Ti do la bolla. L'unica cosa che potremmo andare storta adesso è trovarsi un camion davanti, perché là significherebbe perdere parecchi minuti. Qua ci giochiamo la giornata adesso. Wow, non c'è nessuno. Mamma mia. Io qua ogni volta ho l'ansia perché cioè qua potevo giocarmi la giornata, se trovavo un camion davanti ce l'avevo in quel posto. Dal cul proprio. Ok.
a momenti me co. Adesso andiamo a portargli le bolle, poi si scaricano e una volta che scaricano andiamo qua vicino. Giubbotto. C'è il camion, vedete, in buca. Adesso vado là, faccio aprire il portone, anzi lo apro io. Vediamo. E proviamo. Posso farvi vedere questo? Allora, vediamo. Ok, così e facciamo andare giù. E adesso poi si può scaricare. Eccolo. Boh, ci vediamo dopo lo scarico.